strumenti di welfare più efficaci dipendono dalle caratteristiche delle maestranze che operano all'interno di un'azienda e quindi dovrebbero essere in grado di rispondere a queste esigenze. In generale possiamo distinguere il portafoglio di strumenti di welfare in tre grandi contenuti, se vogliamo. Da un lato ci sono gli strumenti che contribuiscono, che danno un maggiore sostegno economico alle maestranze e che includono, ad esempio, al proprio interno anche strumenti che hanno a che fare con previdenza e protezione. Ad esempio, in pratica potrebbe voler dire un'azienda che sostiene particolari cure per le maestranze o per le loro famiglie e quindi dota queste persone di una agevolazione per l'accesso a determinati servizi. Una seconda grande area riguarda gli strumenti che favoriscono il bilanciamento o conciliazione tra vita professionale, lavorativa e vita personale e famiglia in senso generale. All'interno di questi strumenti abbiamo forme che permettono, ad esempio, di avere in determinate fasi del ciclo di vita professionale delle agevolazioni o dei regimi particolari per l'orario d'ingresso piuttosto che per l'orario d'uscita, dei regimi particolari per esempio o delle agevolazioni particolari per quel che riguarda i permessi retribuiti o non retribuiti e più in generale qui dentro troviamo degli strumenti che poi devono trovare forma concreta gestendo o tenendo conto delle specificità di ogni singola azienda, abbiamo appunto gli strumenti che permettono alle persone di sentirsi pienamente realizzati dentro l'impresa senza dover sacrificare necessariamente le esigenze di natura personale o familiare. Una terza grande area degli strumenti di welfare riguarda il capitale umano. Uhm, Informazioni piuttosto che strumenti che permettono alle persone di investire maggiormente con forme agevolate, piuttosto che con modalità di fruizione agevolata, di investire nella propria formazione, nella crescita del capitale umano che con i tempi che corrono e con i cambiamenti in atto, rappresenta la principale forma di assicurazione sulla occupabilità delle persone, per il bene delle persone, ma anche per il bene delle aziende e delle nostre comunità. Le politiche di welfare sono degli strumenti essenziali per attrarre, motivare e trattenere le persone all'interno di un'azienda. Perché? Perché quando pensiamo al welfare, non abbiamo in mente un insieme indistinto e disordinato di strumenti, ma un insieme di strumenti che risponde a 3 diversi obiettivi. Da un lato dare sostegno economico alle maestranze, da un altro lato, favorire la conciliazione tra vita personale e vita professionale e una terza componente è favorire lo sviluppo del capitale umano. Ora, questi 3 obiettivi variamente combinati definiscono la strategia che ogni azienda può sviluppare in termini di welfare, cosicché questa combinazione di strumenti diventa un partner fondamentale accanto agli aspetti più economico-contrattuali dell'esperienza professionale, appunto diventano il partner ideale per fornire alle persone delle buone ragioni per scegliere una determinata azienda piuttosto che un'altra o per decidere di rimanere all'interno di questa azienda. E perché il welfare è sempre più uno strumento per fare attrazione e motivazione delle persone? Perché le persone, con una frequenza sempre maggiore, cercano non solo un lavoro, un luogo di lavoro dove le condizioni di salubrità e sicurezza siano garantite, perché questo si dà per scontato, ma cercano un luogo di lavoro e un'esperienza di lavoro dove, oltre a queste componenti, ci sono appunto degli strumenti capaci di seguire l'evoluzione
delle esigenze delle persone nel corso del tempo, di accompagnare l'esperienza professionale e di collocare anche con questi strumenti in maniera reale e non solo evocata, di collocare il capitale umano al centro della strategia di una impresa. Le imprese che stanno sviluppando strategie di welfare, virtuose, capaci di, attirare, trattenere e motivare le persone, è elevato e sta crescendo. E non esiste la ricetta della buona politica di welfare, ma esistono dei buoni riferimenti per imprese grandi, per imprese piccole, per imprese manifatturiere e per imprese di servizi a cui ispirarsi. Il Veneto da questo punto di vista è ricco di esperienze. C'è la grande impresa che ha avuto la capacità di negoziare con il sindacato, quindi con le parti sociali, un sistema di welfare organico che include, ad esempio, al proprio interno non solo strumenti di conciliazione tradizionali, come ad esempio i permessi retribuiti per la cura dei familiari, ma che prevede anche un incremento di strumenti finalizzati a questo scopo, organizzando gli orari in maniera coerente con le esigenze della genitorialità e andando oltre quanto viene già stabilito dalle logiche contrattuali. C'è la piccola impresa manifatturiera invece che per essere più attrattiva in un mercato locale del lavoro inserisce all'interno del proprio welfare, accanto ai tradizionali strumenti di sostegno economico ai lavoratori, anche strumenti che facilitano le famiglie, aiutano le famiglie nella formazione dei propri figli e ancora strumenti che permettono alle maestranze di consolidare le loro esperienze all'interno dell'azienda attraverso forme di job rotation che permettano anche nelle realtà più piccole di vedere momenti diversi o fasi diverse del ciclo produttivo in modo tale da allargare il proprio portafoglio di competenze. E ancora esistono esperienze in Veneto di aziende nel mondo dei servizi innovativi che hanno innovato in maniera virtuosa la possibilità di utilizzare lo smart working per conciliare l'esigenza di lavoro con l'esigenza personale, ma che contemporaneamente per rendere più motivante e più attrattivo, se vogliamo, il lavoro dentro i luoghi tradizionali dell'impresa, quindi gli uffici dell'impresa, hanno ridisegnato il layout, ma soprattutto hanno sviluppato dei servizi per il benessere della persona, benessere fisico, palestra, benessere personale, benessere psicologico attraverso un supporto psicologico al fine di, ancora una volta, rendere più coinvolgente, più motivante, più sicura l'esperienza di lavoro all'interno di una determinata azienda.